No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Spieghiamo. Allora, buongiorno un cazzo è perché è appena finito di piovere, però insomma dai, dovrebbe venire sul bel tempo. E il buongiorno Italia è perché stiamo andando, mi sono dimenticato anche stavolta, on the line, come diceva Toto, che guardo mio coso. Stiamo andando al giardino di Villa Barbarigo in provincia di Vicenza. È un giardino molto molto bello, ma dopo vedrai, non ti anticipo una cosa che comunque anch'io devo ancora vedere, no? Ho visto un po' su internet, ho prepuntinato i parcheggi, i luoghi da visitare, dopo una volta lì correggo le puntine e aggiungo quello che c'è da aggiungere. Oggi è sabato, digli cane, da me anche tu, sono sempre io, no, è incazzata per non so quale motivo, per motivi X. Allora, sabato 20 gennaio 2018, tu mi dirai, è la Madonna, ma quando sono sti video? Ragazzi, il tempo qua, lavoro, non riesco a montarli, a farli anche sì, cioè adesso sto guidando, sto sparando le mie monate, quindi il video si fa, ma montarli purtroppo ci vuole tempo. C'è una bella novità, ma lo scopriamo dopo, la novità high-tech. Invece anticipiamo che domenica poi cosa c'è? Ho sbagliato strada, ma che strada volevi farmi? È il Waze che mi manda sempre nel wild. No, domani arriverà poi l'amico Marco, che è ragazzo con consorte, che sono i ragazzi che avevi visto nella puntina del mulino del Rifrontolo. Lui è un fotografo di quelli ragazzi, tanto di cappello, della serie tra lui e Iari Ghidone, cioè la coppiata, no? E così lo abuso anche per imparare a... ecco, no, che sennò ti anticipo la novità, dai, via. La natura selvaggia. Ah no, vedi Emi, quell'edificio verde là grande si chiama Fincantieri, e dove fanno le navi quelle enormi, guarda che ce n'è una dietro, la vediamo? No, treno, che fai? Mi sorpassi? Cazzo stai andando in retro? Mamma mia ragazzo, massimo rispetto per chi vive qui. Qua sei a Marghera, so io in un posto così, mamma mia, no, non ce la farei mai, ma che roba, che grigio, che mamma mia, no, e qua a sinistra invece inizia il Putan Tour. Adesso andiamo a vedere le putans, vediamo quante putans ci sono. Allora, no, qui a destra uno che vende la droga, qui prendono l'autobus, lì un altro che vende la droga. No, oggi vendono droga, non vendono la vagina, hai visto cane? Oggi il mercato è cambiato così, è un mercato un po' variabile, no, spazzatori ovunque. Ah, ecco qua, una putans col camper, yeah! Vediamo cazzo, era che i cerchi c'era incularli quelli dietro, spazzatori là fuori alla chiesa, spazzatori che girano in bici, di là, altri spazzatori a sinistra. Dove mi hai portato? Ma in che cazzo di luoghi siamo? Porca troia! Ecco, ho chiuso le portiere, chiudi, guarda. Non si sa mai. Nel Bronx, cazzo. Nessuno spazio all'eroina, riqualificazione subito, vabbè. Oh, una putans, saluta, putans, ciao. No, brutta e maleducata. Di solito le putans salutano, cioè tu saluti, loro o ti salutano o ti mostrano il culo. Però insomma è pur sempre educazione, no? Che poi non ho mai capito l'intelligenza dei tipi qua, queste cime. C'è un semaforo ogni 100 metri, no? Sono i semafori a tempo, no? Sono tutti temporizzati, cioè per farti mantenere un'andatura costante di 40 all'ora circa. E ti corrono tutti, ti fanno lo sprint da dragster e dopo inchiodano, vero Emi? E fanno coda, vedi?
Se voi non facevate gli stupidini, anch'io adesso non dovevo fermarmi, andavamo via a velocità costante e via. Cazzo, tutto bisogna insegnargli. Oh, ciao capo, salut! Mi ricordo le prime volte che si faceva sta roba, era tipo un po' tachicardia. Adesso invece avevo tranquillo, beato, faccio il filo alle macchine. Emmi, dove siamo? Il castello del Cattaio, quello, vedi? Siamo nella strada, in quella strada lì. Ecco, quindi l'amico Frizza sa che se vuole andare nel posto che abbiamo puntinato può fare anche sosta al castello del Cattaio. Cavolo, è distante 6,6 km da dove dobbiamo andare, pensate. Allora ragazzi, noi dovremmo fare l'acqua. Qua avevo letto area camper, vedi? Qua. Io sono curioso, voglio vedere se si può caricarsi l'acqua a gratis. Piano, pum, pum. Che area camper è qua? Dove la vedono l'area camper? Ah, lì, ho capito che è chiuso. Area camper Battaglia Terme, area camper del cazzo. Cioè, allora già là c'hai una colonnina solo per attaccarti e l'acqua è spenta e il coso è chiuso, è tutto chiuso. Cazzo di area camper è? Oh, credo siamo arrivati, perché qui a destra c'è il Golf Club, hai capito cane? Il Golf Club. Ah, ma che bau grande! Mi hai visto? Lo so, a te interessano quelle cose. A me interessava invece trovare l'acqua, perché è tutto chiuso e io spuso qua, ma non l'acqua, ma sono dei bei paesini. Beh, il posto praticamente è ai piedi delle colline, proprio ai piedi, quindi il viaggio è tutta pianura, buono, dai, molto buono. Facciamo il giro di ricognizione. È che c'è anche tipo il laghetto, che non mi vada il cane pericoloso in acqua, perché è un cane un po' mona questo, vero cane? Sei un po' autopericoloso te. Comunque dai, ci siamo trovati un parcheggio molto tattico. Siamo proprio all'entrata, cioè l'entrata, oddio, no, non so dove è l'entrata. Beh, l'entrata la scopriamo domani, che te la puntino. Guarda che belli i lampioni come quelli una volta. Allora, così l'acqua non ne vedo, panchine da picnic, quasi quasi te le puntino. Ma sì, dai. C'è qualche uccello strano, fa i rumori. Senti, io faccio gli effetti speciali. Noi siamo in questa specie di parco oscuro. Ok, io deduco che il sentiero è un po' chiuso, sì, dai. Senza luce non vedi niente. Beh, forse un po' l'azzurro lì, che è bellissimo. E qui c'è la nostra casa. Sì, parcheggiata un po' qui in questa specie di piccolo wild. Ciao casa.